Sicuramente il Polesine di oggi non può prescindere dal Polesine di allora. Oggi, soprattutto nella conferenza stampa che terremo tra pochissimo, si parla di Delta, ma la realtà è che il Polesine è uno solo. A me piacerebbe tantissimo che passasse questo messaggio. Le radici del nostro Polesine non sono soltanto le radici del Delta, sono le radici di quello che tutti definiscono l'Alto Polesine, il Medio Polesine e il Basso Polesine. Il Polesine è uno. Vorrei tanto che la concezione fosse questa, perché molto spesso mi ricorda un po' il paragone dell'Egitto, no? All'epoca dei faraoni c'erano il Basso e l'Alto Egitto, il faraone cingeva due corone, per cui mi sa veramente di arcaico questo concetto. È importante ricordare le nostre radici, oggi lo facciamo in maniera anche molto delicata attraverso quest'opera. Ed è importante farlo perché ci ricordiamo sempre di un Polesine che è quello degli alluvionati, no? Quasi come se ci avvolgessimo in un manto di velluto, ma anche un po' di tristezza, che dimentica poi in realtà quanto hanno fatto i nostri polesani nel tempo. Anche all'epoca del mito il Polesine in realtà era già in un qualche modo fonte di crocevia, di flussi commerciali, e quando si parla di flussi commerciali si parla anche di flussi di persone e di scambi, e quindi anche poi di relazioni, di comunità, di socialità e poi di storicità. Il Polesine ancora oggi è crocevia di flussi commerciali e di storia, quella che poi leggeremo fra un bel po' di anni. E un po' il senso della conferenza di oggi è questo: non dimenticare quello che siamo stati, la nostra storia che passa anche attraverso miti e leggende, e fare in modo che nessuno per il futuro se ne dimentichi, e magari dare un po' origine ad un modo di tramandare questa tradizione per le generazioni che verranno. Questo libro consente di riscrivere la storia del Delta del Po e del Polesine, perché sta a dimostrare che le intuizioni degli scrittori greci e latini dell'antichità erano esatte, cioè la via dell'Ambra passava attraverso il Delta del Po e il Polesine, che erano terre più tranquille di rifugio di popolazioni, compresi i Veneti della Paphlagonia, i quali erano reduci dalla guerra di Troia, cantata da Omero nell'Iliade, e anche di conflitti interni in Paphlagonia. Noi parliamo naturalmente di un periodo che risale alla protostoria e soprattutto verso la fine dell'età del bronzo, tra il XIII e il X secolo, IX secolo avanti Cristo. E allora con questa sostanza resinosa si realizzavano delle collane di perle che erano nel Polesine e nel Delta, che erano preziosissime e venivano vendute in Grecia. Molto ricercate erano le cosiddette perle di Tirinto. Siamo prima della nascita di Roma e prima della formazione di Venezia, perché siamo in un'epoca, e prima anche dello sviluppo di Adria, che pure ha dato il nome a un mare. Nel libro ci sono tante immagini, non tutte perché sono centinaia, che gli artisti dall'età alessandrina hanno dedicato fondamentalmente alla caduta di Fetonte, che di volta in volta può essere l'auriga maldestro, che il ragazzo che vuole imitare il padre e cade, incendia da fuoco e fiamme la sfera celeste e la sfera terrestre, e in ogni stagione, diciamo, specie nel Rinascimento, abbiamo avuto molto di affreschi, personalità importanti, ma anche nell'età contemporanea Picasso, Braque, abbiamo avuto Chagall, Derain, moltissimi artisti delle avanguardie specialmente che hanno trattato Fetonte, ma anche nuovi artisti contemporanei.